Buonasera a tutti e benvenuti in questo sabato sera, una puntata diversa dal solito, una puntata del tutto nuova dedicata soprattutto ad un grande artista della musica siciliana al quale vorrei dedicare un applauso fortissimo perché questa sera lo vogliamo dedicare. Sto parlando di Pino Villa. Facciamo un applauso forte forte forte. Questa puntata è interamente dedicata a lui e alla nostra musica, la musica siciliana, e io sono accompagnata questa sera da un suo grande amico, nonché anche autore insieme a lui dei suoi brani. Sto parlando di Filippo Zinna. Buonasera, buonasera Filippo, buonasera. Mi siedo qui vicino a lei. Grazie. Questa sera dedicheremo la puntata proprio a Pino Villa. Lei è autore insieme a Pino Villa dei suoi brani, ma anche un suo grande amico. Avete Quello vissuto... che l'abbiamo fatto tutti insieme. Tutto insieme. Quindi questa sera parleremo proprio di lui, racconteremo di lui, parleremo dei suoi brani, come sono nati, insomma, racconteremo di Pino Villa. Noi siamo stati insieme per 53 anni. 53 anni, una vita, possiamo dirlo. Un'amicizia molto forte, molto grande, molto bella e molto duratura. Ma vicino a noi c'è qualcun altro che io voglio andare immediatamente a salutare. Lui è anche nipote di... Abbiamo cresciuto di Pino Villa. Di Pino Villa. Lo vuole presentare lei? Allora, questo l'abbiamo cresciuto. Vi dico una cosa. Pino Villa aveva 5 figli. Sì. Io ne avevo 3. Ok. Tutti 8 non hanno saputo cantare una canzone nostra. Nessuno di tutti e 8. Solo è riuscito solo questo grande signore che è un grande maestro. E lo presentiamo Andrea Filippo Calderaro. Buonasera a tutti, grazie della presentazione, molto gentile. Buonasera Andrea, benvenuto anche a te. Del resto stasera parliamo di tuo nonno, quindi tu sei anche un po', possiamo dire, il suo erede, l'unico che sta portando avanti la musica siciliana nel campo della famiglia, quindi era giusto essere qui, dato che la puntata questa sera sarà interamente dedicata a lui. Allora, signor Zinna, lei, grandissimo amico, voglio che noi raccontiamo un po' come è nato artisticamente e grazie a lei che è qui vicino a noi ci faremo raccontare anche un po' come nascevano questi brani, no? Perché lei insieme a Pino Villa era anche l'autore di questi brani, ogni brano ha un suo perché. Noi mentre eravamo fuori diretta mi raccontava un po' come sono nati alcuni brani e ci sono parecchie cose che adesso saprete anche voi, anche un po' divertenti, perché ogni brano ha una sua storia. I nostri brani, le nostre canzoni, non dico piacciono a tutti perché allora erano al top del top. Però piacciono al 90% perché noi vendiamo solo i nostri brani, le nostre canzoni. Con le nostre canzoni campavano 25 famiglie a Catania, altre 20 a Palermo e poi i nostri dischi, 45 giri, sono sparse per tutto il mondo. E queste sono vere e belle soddisfazioni. Allora, iniziamo a parlare di Pino Villa. Sì. Lei mi dica se io vado bene o se c'è qualcosa da integrare. Dimmi. Iniziamo subito con il dire che lui in realtà non si chiamava Pino Villa. Si chiama Calderaro Filippo, si chiamava. Esatto, questo è il nome originale. Infatti Andrea, Filippo, tutto preso dal nonno. Il nome viene proprio da lì. Diciamo che i papà di quegli anni erano un po' abituati a tramandare ai figli il nome del nonno e quindi Andrea se l'è preso tutto, e non solo il nome, si è preso anche l'eredità musicale. Poi lui è stato, ovviamente lo sappiamo tutti, un cantautore siciliano ed è nato a Centuripe. Nato a Centuripe, l'età... La dica lei, quando è nato? Pino Villa è nato il 24 luglio del 1936. Quindi insomma una vita davvero, sì. tanto tempo. Poi prima, scusami, sì. allora, prima che tu... Perché noi diciamo che io, in base alla biografia che ho io, diciamo che lui fino agli anni 50 ha vissuto proprio lì e poi si è trasferito a Catania. Però alla fine degli anni 40, Pino Villa ancora era un bambino. Ha fatto un piccolo complessino lui, uno con la chitarra e uno con la fisarmonica, e gli amici suoi più adulti se lo portavano a farci le stornellate. Infatti le nostre canzoni sono delle stornelle. A chi le facevano queste stornelle? Allora, ora la gioventù per fare le fidanzate così, invece una volta no. Non ridere perché... No, è vero. Io dovrei essere di altri tempi, perché una volta ci voleva un po' di lavoro, non era così semplice farsi fidanzati. Allora, un ragazzo, un giovanotto, conosceva una bella ragazza, allora
chiamava proprio a Pino Villa, bambino Pino Villa. Pino Villa ci viene che ci porta la serata alla mia ragazza, e Pino Villa andava perché era felice. Perché ti dico una cosa, Pino Villa quando è nato, tu lo sai, i bambini quando nascono che piangono. Sì. Pino Villa quando è nato cantando. Ecco, era ovvio, ovviamente, era ovvio. Lui è nato proprio con la musica. E allora ci portava questa serata a queste ragazze. Allora, la ragazza che ci piaceva alla fine ci offriva biscotti, pasticcine, cose. La ragazza che non ci piaceva, no, Pino Villa, non ci piaceva, il ragazzo che portava la serenata, ci portava un bel bacino di acqua. Quindi gli faceva la doccia, lo faceva tornare a casa con la doccia fatta. Però sono belle queste cose, sono belle, sono cose belle, perché insomma prima l'amore era più vissuto, era più onesto, era più ci voleva di più, era più da conquistare. Oggi forse è troppo facile. E invece una volta proprio c'era questa serenata e Pino Villa andava e partiva. E le nostre canzoni sono nate così, tutte delle serenate, perché le nostre canzoni sono delle boheme, se tu pensi, ora hanno ci un arriviamo. principio e una fine. Adesso ci arriviamo, perché adesso appena iniziamo a parlare di canzoni voglio proprio sapere come nascevano. Dopodiché lui a 18 anni ha iniziato a lavorare proprio come carpentiere. Andando avanti, un anno più tardi, nel 1955, partecipa ad un importante evento, quello di Castrocaro, e lì nel 1955 lo vede proprio come vincitore del primo posto. Lui vince il primo posto, dopodiché fa un ulteriore finale a Palermo e lì si apre una strada davvero molto, molto ampia, molto larga, per un'ulteriore crescita che lo porta proprio a Roma. A Roma, sì. A soli 20 anni, infatti, dovete sapere che lui si classificò quarto, non ha ottenuto l'esito che ha sperato, e lì decide di tornare al servizio militare. In questo caso comincia ad esibirsi come artista di strada, portando ovunque e dovunque la sua melodia, e Catania e tutte le piazze di Catania sono diventate il suo vero e proprio palcoscenico. In questo caso ci sono degli importanti amici di avventura, possiamo fare dei nomi molto importanti, stiamo parlando di Franco Franchi e Ciccio Ingrassia, che si è unito a noi proprio alla Fiera di Catania. Esatto, loro sono diventati successivamente, dopo aver conosciuto un altro grande artista che è Domenico Modugno, stiamo parlando di un artista importantissimo, hanno preso dei posti importanti a Roma, ma Pino Villa decide che Roma assolutamente non fa per lui, e quindi prende tutto e se ne torna a Catania. E da lì cambiano tutte cose. Quello è il momento in cui cambia tutto, perché in questo caso ha iniziato ad incidere tantissimi 45 giri, esattamente 12, con l'etichetta Sorriso, in collaborazione ad Ignazio Privitera. Se l'ha portato a Milano. Esatto, se n'è andato a Milano, sì, proprio. Però io ti interrompo, prima di questo qua Pino Villa ha fatto un 45 giri qui a Catania con il maestro Sant'Anno Cito, con il maestro Gino Finocchiaro, con la GS. Era il terremoto di Gibellina, esatto, del 1968. E io a questo punto direi di partire con il primo brano che ha inciso a Milano. Esatto, che ha inciso proprio a Milano, e stiamo parlando a Zita Vignosa. Facciamolo ascoltare, noi torniamo tra pochissimo. Ma lo sapete che è bella questa? Hai di una follow, io c'è bamba a cricchia. Ma in fin dei conti si può sapere perché piangi? Non me ne voglio fuori, no. Io sai che ti dico, che succede sta intenzione, ti può stare a casa, che non ti voglio più. Non posso più aspettare, senta mia, e voglio che mi dici presto sì. Io ti voglio, io magari, ma mia madre dice no, ti volessi accontentare, ma ti giuro non si può. Lo fuoco tu me cori, lo posso toccare ma soletto io non posso più aspettare, se con mia non vedi tu, ti giuro che non mi
siamo ritornati. Siamo qua. Siamo ritornati a Zita Mignusa. Certo che una volta per farsi fidanzati, oltre che le bottiglie di acqua in testa, i secchielli di acqua, se ne vedevano di tutti i colori. Certo. La vita è cambiata tanto. Ora invece no, ora si vedono e già sono fidanzati. Però prima era più bello, si potevano scrivere tante canzoni come questa qua da Zita Mignusa, ad esempio, no? Allora, continuiamo a parlare di Pino Villa. Io do ancora la buona serata a tutti coloro che si sono appena collegati. Questa sera stiamo dedicando questo sabato qui su Bella proprio ad un grande artista della musica siciliana. Siamo qui proprio per ricordare Pino Villa, che ricordiamo quando se n'è andato, ancora è passato poco, un anno ancora. Fa un anno, il 28 luglio. Esatto. L'anno scorso. L'anno scorso, perché mi ricordo che noi abbiamo poi dopo un mese. Ho sbagliato, fa un anno, 28 luglio di quest'anno. Di quest'anno, cioè se n'è andato l'anno scorso, quest'anno fa un anno, perché mi ricordo che l'anno scorso, dopo un mese, se non sbaglio, abbiamo dedicato una puntata proprio a lui insieme ad altri cantanti. E abbiamo fatto una puntata 4 giorni prima di morire. Sì. Il 24 luglio abbiamo fatto una puntata, il 28 luglio ci ha lasciato. Ma noi gli mandiamo sempre un applauso, perché veramente lui ha lasciato un posto importante in tutta la Sicilia con la sua musica. Allora, torniamo a parlare. Dopo Zita Mignusa, diciamo che comunque le collaborazioni durante quel periodo non cessano, anzi ha conosciuto proprio in quel periodo una grandissima persona, nonché un grandissimo amico di vita, che appunto è Angelo Filippo Zinna, che ce l'abbiamo qui vicino questa sera. Questo scemo. Sì, chiamalo scemo, un uomo sicuramente dalle spiccate capacità manageriali, ma non solo, e in questo modo lui riesce ad esordire. Insieme avete scritto tantissimo. Tanti. Tra i primi, famosissimo sicuramente, l'aneddoto della famosa fontana di Leonforte. Io ho fatto una foto a questa fontana, infatti è nella copertina. Pino Villa e io con la chitarra suonavo e Pino che cantava. Sì. Ho fatto questa bellissima foto. In questa foto ho fatto una fotorina di un 45 giri. Esatto, proprio questo, gli stornelli Linfortisi. Esatto. Allora, il Pino Villa era una persona timida, una persona riservata. No, come ero io, così. Più alla larga mano, più pronto allora, lì, ecco. Pino, guarda, tu per favore mi devi cantare proprio una strofetta di una canzone. Ma di chi fai? Tu ti ricordi le stornelle che cantavano? Dice sì. E allora tu mi devi cantare, guarda, a faccia di bella mia che stai venendo e lo mi cordi stai buttando. Ma dici che tu mi devi fare questa cosa. Ma perché? Fammelo. Allora Pino Villa, a faccia di bella mia che stai venendo, lo mi cordi stai venendo. Tutti lì. Sì, noi questa venendo abbiamo fatto questo 45. Io la foto della fontana, ce la faccio vedere, guarda. Già l'abbiamo inciso, sta arrivando. Questa qui che abbiamo adesso alle nostre spalle. Eccola questa sono io e quella è Pino Villa. Sì, la stiamo vedendo anche in TV in questo momento. Eccola. E allora un attimo. Aspetta, prima ce n'è un'altra, questa ci vediamo dopo. Perciò quelle persone che erano vicino alla bancarella, perché noi abbiamo una bancarella, guarda, io l'ho fatto, ma quando arrivano, siccome ne arrivano 50, cioè guarda che dovete prenotare, perché allora quelle persone nere, te lo giuro, è la verità, io testimone Angelo Mauro, e lo salutiamo. Poi cerchiamo Angelo Mauro, che quando noi abbiamo fatto queste canzoni, queste 45 giri, io ho comprato una pressa per stampare 45 giri, stampavamo a Catania. 500 dischi me la mandava a Milano, 700 dischi le stampavamo a Catania. Tutti i giorni vendevo 1200 dischi al giorno. Soddisfazioni, davvero. E allora quelle persone, Filippo, ma quando ci dovete prenotare? Ma quanto costa? Costa 1000 lire. 1000 lire, assai. Mi viene da ridere. Ho venduto 1000 foderini. Un applauso, perché veramente da una foto è nato veramente una storia incredibile con la sentiamo questa canzone. Sentiamo subito, sentiamo adesso, dai, risentiamola e poi dopo torniamo indietro, non importa. Stornelli Linfortisi, tutto nato da una fermiti pedini, non gli più avanti.
Chi stello vero fondo e di cantare, ma cantare canzoni d'amore. Vinna a cantare cadi, all'occhio saputo, che come senti stan cantato. Ti canto sto stornello, si bulla ma ti dare spazio a sa figlia capite. Pidare spazio assai, sa figlia capiti, che qualche giorno giù non la vedete. Mi rozza si più bella, e di lusuri più bella, da così non ti puoi fare. Bella pittia pazzo, una vita amara, sogno immenso, le pene e li dolora. E tu che dormi bella, di sole tu fino, e li ne ossa riposo non ginnalo. Vorrei fare la vita di nascituzzo, usare ti vorrei andato pittuzzo. Di soprattutto bella, c'è una ciurera, che ciurini fa di mille colora. Complimenti, un altro brano bellissimo questo. Questi sono gli anni 70, giusto? Questo gli anni 70 l'abbiamo fatto questo qua. E insieme a questo brano sono stati incisi in totale altri altri 2,45 giri. Amore mio non te ne andare, io ho calzato innocente. Esatto. Amore mio non te ne andare. Però se tu Non te ne andare, amore mio. non te ne andare. Se tu ci permetti, io voglio fare saluti a tutti quelli che stanno ascoltando. Certo. Però come nome è solo una persona, perché allora quello è invidioso, quello è invidioso. Voglio fare gli auguri a mia nipote Milani e suo marito Matteo, che oggi hanno battezzato suo figlio piccolino Emanuele. Auguri per il piccolo Emanuele. Poi voglio salutare, io Mary, ho tanti amici, tanti, Lo so, in tutta la Sicilia, in Italia. Sparsi in tutta la Sicilia. Semplicemente ce n'ho solo uno che noi giocavamo assieme, piccolino. Questo mi è rimasto solo questo di quando erano piccolini. Noi giocavamo assieme. Questo lo voglio salutare, lo voglio ricordare perché ci vogliamo bene. Questo si chiama Giuseppe Corno di Celva. Ciao Giuseppe, un bacio a te e a tutta la tua famiglia. Buon ascolto. Buon ascolto, E a tutti quelli che ascoltano questa mettente, a tutti gli amici miei e a tutti gli amici della Buonanima di Pino Villa. Villa. Sono d'accordo, tutti gli amanti della musica siciliana. Noi ricordiamo che il pomeriggio c'è un appuntamento proprio dedicato alla musica siciliana e Pino Villa sempre viene richiesto ogni pomeriggio. E infatti io proprio grazie a questo appuntamento ho imparato tanti brani. Ce n'è uno soprattutto che viene chiesto molto spesso, che poi dopo lo rifaremo ascoltare, che è la Figlia da Putiara. Sto brano piace tantissimo, Figlia da Putiara. È uno di quei brani che qui su Bella richiedono spesso. Comunque lo ascolteremo dopo. Le sta squillando il telefono. Noi stiamo parlando. Ecco, no, per dire, c'è qualcuno che ha sentito e sicuramente vuole essere salutato. Parlando di questi 3 brani degli anni 70, di questi 3,45 giri, abbiamo ascoltato appunto il brano adesso Stornelli e Linfortisi, ma ce n'è quest'altro che è Non te ne andare amore mio. Questo com'è nato questo brano? Mary, i nostri brani, te l'ho detto, sono delle storie, perché noi ci possiamo chiamare cantastorie. Sì. Cantastorie,
perché sono delle storie, perché noi quello che vedevamo scrivevamo. A scuola non ero né io né Mappino Villa. Io ho la quinta elementare, la terza e la quarta l'ho fatto serale, lavorando. Sì. Pino Villa la stessa cosa. E allora io lo invogliavo a Pino Villa, perché Pino Villa, te l'ho detto, era bravissimo, solo che era timido. E sopra la macchina diceva: Pino, tu a fare questo. Ti dico un'altra cosa, io da Pino Villa ho fatto 1500 fotografie di Pino Villa e le vendevo 50 lire a fotografia. Le ragazzine, signorine, dice: Filippo, mi fai mettere un fotografo? Pino Villa non c'era più. Dove è Pino Villa? Scappava, noi lo possiamo vedere alle nostre spalle. Non era c'era Pino Villa, che spariva. Era anche una persona molto umile, con un cuore grande sicuramente. E allora tanto si partiva, gli uomini partivano in Svizzera, in Germania, a Belgio, perché c'era crisi, c'era fame, e lasciavano alla ragazza, invece c'è la ragazza che dice: se mi lasci io muoro, che noi come ora si lasciano, l'indomani sono fidanzate di nuovo. E così è andata, non deve andare, amore mio. E noi la rifacciamo ascoltare allora a questo punto, la riproponiamo a tutto il popolo di Bella. Vediamo un pochino, ascoltiamo. È giunta l'ora, amore, di partire, domani parto lontano a lavorare. Se tu mi ami, attendi il mio ritorno, che quando torno, amore, ti sposerò. Stai contenta, amore mio, cara Angelina, che ti scrivo ogni giorno la letterina. Dio mi darà un po' di fortuna, tu per sempre resterai la mia Angelina. Non te ne andare, amore mio tesoro, se tu mi lasci io non potrei campare, i baci tuoi non so dimenticare, senza di te io mi sentirò impazzire. Io ti prego, amore mio, non te ne andare, perché tu sei per me il mio primo amore. Tu lontano mi potrai dimenticare, io ti prego di non darmi questo dolore. Cara Angelina, amore mio sincero, tu queste cose le dovrai capire. Se vado via, vado per lavorare, anch'io soffro per te, amore mio. Dimmi allora, amore mio, che devo fare? Se non c'è denaro non ci si può sposare. Voglio andare lontano a fare fortuna, quanto a te io ti farei la mia regina. E siamo qua. Questa è una storia, possiamo dire, questa Tutte qui. le nostre canzoni sono delle storie. Ma questa l'avete fatta come un telefilm, come una soap opera, perché c'è stata la seconda parte. Poi abbiamo fatto la terza e quarta parte. Cioè, qua c'è stato, prima non te ne andare, amore mio, poi c'è stato che si continua, alla fine Esatto. si sono sposati e c'è il bambino. Poi la seconda parte di questa
sono giocato una schedina e hanno preso i soldini e si sono sposati. Hai visto? Purtroppo noi oggi non ci arriviamo, poi sicuramente più Ma voi la possono richiedere a Bella Radio, a Bella TV, nel programma di Vera Fuselle, la seconda parte. Esatto. Li salutiamo perché tutti i pomeriggi appunto dalle 13 alle 15 su Bella c'è un programma. Ciao Vera e ciao Sarillo, io lo chiamo Sarillo. Sarillo, un programma tutto dedicato alla musica siciliana condotto da altri due grandi artisti, Vera Fuselli e Saro Napoli. Noi li salutiamo e gli mandiamo un bacio grande e loro sì, lo possono richiedere. Tanto Pino Villa è sempre presente. Ma come mai voi altri una volta non volevamo fare siciliano? No, noi l'abbiamo sempre fatta la musica siciliana, poi abbiamo preso la cosa appunto di Vera e l'abbiamo messa lì, cioè non era speakerato l'appuntamento, poi con i ragazzi l'abbiamo fatto appuntamento speakerato e devo dire che c'è un seguito molto bello. Salutiamo tutti gli amanti della musica siciliana che sono tantissimi. La musica siciliana piace tanto ed è una bella soddisfazione perché si vedono anche emergenti che cantano siciliano e questo è bello. La nostra musica è bella, è allegra, è tutta tamburelli, tarantelle, insomma è bella la musica siciliana. Le nostre canzoni sono delle stornette tutte allegre, tutte canzoni che hanno una storia, tutte canzoni che hanno un principio e una fine, tutte, è vero. E noi tornando allora, proprio... Vera, scusa, Mary. Sì. Voglio salutare a questa persona che mi ha chiamato, Antonio di Nicosia. Ciao Antonio, a te e a tutto Nicosia. Le persone sono invidiose. Non ti posso rispondere, chiama alla Bella TV. Vogliamo prendere qualche telefonata? Se noi prendiamo le telefonate non ci sbrighiamo più. Intanto noi facciamo la playlist. Se rimane il tempo andiamo. Allora, abbiamo parlato di quest'altro brano che era Ugarserato Lucente. Come nasce questo brano? E allora, nella vita si sa che si può sbagliare, ci possono essere errori, persone innocenti vanno in galera, cose. E allora c'era un amico, Don Boiese, che io non dico il nome, che l'hanno condannato innocentemente, perché poi nella fine della canzone abbiamo fatto questa canzone. La mamma di Pino Villa, la mia mamma, piangevano. Ma perché fate queste parole? Perché? Guarda, sentiamola, canzone innocente, bellissima. Ascoltiamo proprio le parole, andiamo. Questa, quanti erano gli anni 70 quando è stata 70 quando è stata scritta, incisa e proposta. Andiamo. Questo, Ugarserato Lucente. Lucenti mi portarono da strada l'era, però i delinquenti sono tutti fora. Fino diritto cara
Bravissimo, bravissimo. Però comunque tutta la melodia siciliana si sente, tutta la melodia siciliana, anche un brano che dovrebbe essere triste, con questa melodia ti fa anche un po' sorridere, no? Anche se è un brano importante, perché stiamo parlando Comunque, questo qua è un brano importante, però un brano, guarda, che fa venire la pelle d'oca, è certo. Ritorna indietro, ma quanti anni ha, scusi, perché a me mi viene perché sono passati tantissimo tempo, no? tu vuoi sapere quanti anni io? Io non lo so quanti anni ho. No. Io ti posso dire i giorni che ho. E io le conto i giorni, no? Ah, giorni, giusto, vabbè. Quanti sono? Io ho 30.090 giorni, compreso la giornata di oggi. Oh, poco, insomma, una cosa così. Come se li conta? Come se li conta? Come se, non lo so, io non riesco nemmeno Perché io a fare ogni sera, Andrea, ogni sera faccio un X. Un X. Io oggi l'ho contato e sono 30.090 giorni. Capito? Compreso oggi. 30.090 giorni. Grande lo Gio Zinna, facciamo un applauso forte. Che poi diciamo anche che comunque tutti questi brani che noi abbiamo sentito, questi 3,45 giri, sono usciti proprio con l'etichetta CZ, ovvero Calderaro Zinna. Avevate proprio la vostra etichetta, infatti lo Zio Zinna ha raccontato che avevano comprato la pressa per andare a realizzare, insomma queste sono cose diverse. Adesso sì, e io sempre ti interrompo, Calderaro Zinna. E noi abbiamo un altro Calderaro, Andrea Filippo Calderaro, sì, che abbiamo fatto un CD ora, l'ultimo 4 mesi fa, con Angelo Mauro. Sì. Angelo Mauro ha fatto, guarda, io c'ho. Dove l'ho messo questo? Aspetta, sì, lo vado a prendere io. Sì. Ci penso io, lo facciamo vedere. Allora, abbiamo fatto questo CD. Riprendiamolo per favore dalla regia. Queste sono tutte le canzoni della Buonanima. Sturnillata alla mezzita. Tutte, queste sono adesso lo facciamo le canzoni che canta Angelo Mauro. Sì. Sono cantate da Angelo Mauro. Tutte canzoni nostre. Tutte vostre. Diciamo che sono canzoni che avevate scritto. Stiamo parlando di tanto tempo fa. E c'è O Giuveni Salumeri, Sturnillata alla mezzita, Non te ne andare amore mio che l'abbiamo sentita prima, Taormina Leru Leru, Amore pazzerello, A figlia da putiara, U cazzerato nucente, Ma chi si bedda, U pensionato, Viva Capizzi e Luminaturi. Sono tutti e poi se tu lo giri, guarda, ecco, questo CD, queste canzoni, noi ci abbiamo fatto questo regalo. Sì, no, loro parlano tra di loro, non si preoccupi, ok. Ci abbiamo fatto questo regalo a questo grande maestro, il nipote di Pino Villa. Esatto. Questi proprio per lui. Filippo, come vuoi che ti chiamiamo? È uguale. Okay. È uguale. Dietro, se fate caso, cioè quando lui si è laureato, sì, a parte la foto, c'è gli autori, negli autori compare il mio nome. Adesso lo faremo vedere, adesso stanno andando a inquadrare proprio quello che sei tu ad un pianoforte. Sì, grazie. Quindi tu il giorno della tua laurea hai anche suonato. Ancora sì. Il Covid non ci stava, no? No, questo sono parliamo. io. Guarda Ecco. che sono brutto live. No, quanti anni erano? Quanti giorni erano? Per la mia laurea? Che anni erano? Ecco. No, 3 anni fa. 3 anni Ne fa la tua laurea 3, 6, 9. Ne ho fatte 2, quindi sono una 2019 e una 2017, quindi 3 e 2 anni. E infatti qua c'è proprio scritto autore e compositore Andrea Filippo Calderaro, produttore Filippo Diciamo Zinna. che il signor Zinna, insieme in comune accordo con mio nonno, hanno deciso di cedermi i diritti delle canzoni, perché chiaramente quando loro hanno scritto queste canzoni meravigliose io non ero ancora nato. Direi che ancora a quell'epoca non stavi nemmeno, come si dice a Catania, andamenti do signori. Esattamente, ecco. Quindi di comune accordo hanno deciso di cedermi i diritti di queste canzoni meravigliose ed io non potevo fare altro che accettarli. Ovviamente. E penso che tu sei stato fiero di accettare queste canzoni. Questi sono orgoglio. Un grandissimo onore. Questa è secondo me un qualcosa che insomma vorrebbero tutti, no? Una cosa del genere, ed è bello anche sapere che lui ama la musica siciliana così tanto, soprattutto perché vederlo seduto lì in quel pianoforte, in quella tastiera, messo lì che suona, è una cosa che, perché diciamo che un po' la musica siciliana è dimenticata, però è bello vedere che ci sono anche persone che oggi ci stanno andando. E tu, nipote, sai l'amore che il nonno poteva avere per la musica siciliana. È stato lui che ti ha tramandato questo amore così forte? Allora, la
il primo ricordo che io da piccolo di musica, parlo veramente piccolo, quindi 3, 4, 5 anni, sono i videoclip di mio nonno. Mio nonno fece dei videoclip sicuramente, adesso ho dei ricordi molto sfocati, però i primi ricordi di musica che ho sono i suoi videoclip. Poi diciamo la musica è sempre stata all'interno della nostra famiglia, quindi tramite mio nonno, tramite mio padre, comunque è nel sangue, nel nostro DNA. Poi ho intrapreso la carriera del conservatorio musica classica, ho fatto altro, però è chiaro che la radice è quella. La radice è stato lui sicuramente. Volevo aggiungere una cosa parlando un po' della biografia di mio nonno, che penso chi ha la fortuna di fare questo mestiere non muore mai. Esatto, condivido. Non muore mai. E poi secondo me non è nemmeno mestiere. Non è un mestiere. Nemmeno mestiere, perché quando siamo un lavoro è proprio diventa amore, lavori con quella voglia proprio di vita, è vita, diventa vitale proprio. Quindi quando mi chiedono ma tuo nonno è morto, tuo nonno non c'è più, tuo nonno se n'è andato, è vero. In realtà non è vero, perché ancora oggi ne stiamo parlando ora e lo stiamo ascoltando. Cioè chi fa questo lavoro ha la fortuna di rimanere e di poter accedere a ciò che ha fatto e quindi a quella persona, nell'essenza di quella persona, sempre. Questa Andrea, è una cosa meravigliosa. Il nome di tuo nonno è sempre vivo nel nostro cuore. Ma tramite la sua musica Tramite e la sua voce. non morirà. Lo sai quando? Quando io non ci sono più. Ma no! Ci sono io. Ancora abbiamo altri 30.990 giorni, non ti preoccupare. Avevo voglia ancora. Senti, lo ascoltiamo un altro brano suo che avete sempre scritto, La festa di Buon Riposo. La festa di Buon Riposo, sai com'è nata la festa di Buon Riposo? Ora le strade sono belle, no? Una volta non era così. Una volta c'erano, non lo so, strade, diciamo, le chiamavamo ciazzere. Ah, le ciazzere. I ciazzeri, ma ancora ci sono. Allora c'era l'autobus, e non si chiamava autobus, si chiamava postale. Postale, la lettorina era lettorina in cielo. E questa postale camminava piano. Io con Pino Villa eravamo sopra questa postale, non si arrivava mai in questa festa. Quando ci sta? E allora su quel postale, diciamo, Pino Villa, noi stiamo andando a Buon Riposo, sai dov'è? È in provincia di Enna, in Cala Scibetta, una contrada di campagna. C'è una chiesa, c'è una grande festa, bellissima. E sopra quello direttamente autobus postale abbiamo scritto questa canzone. La festa di Buon Riposo. Riposo. Io sogno l'invotesi e faccio lo studente, io studiato sempre senza capire niente, c'hai quasi 100 anni, non esce quasi mai, non conosco l'amore e mi trovo già le guai. Ma una bella mattina me pace, me mangi, mi dissono Peppino, tu sei un figlio dolce, va vestiti eleganti, fatti la stima in testa, ti porto a Buon Riposo, che c'è una grande festa. Pigliamo lo postale, chiedo di pomeriggio, ma era troppo chino e camminava alleggio. E quando a Buon Riposo scendemmo dalla piazza, c'erano tanta gente che non scrivono zazizza. Che bella festa, signore mie, occhi miei non ne avevano visto mai. C'è chi mangiava carne, salsiccia e castagnetto, costati di maiali e coscia di vitello, cusallo stava birra e vino chitto buono, mangiava coniglio e viveva di continuo. Ma quando bangarelli di tutti i manieri c'è chi suonava dischi e si mette a ballare, girando sempre intorno una rosa ma cantare, di gusta la Madonna andava a chiesa già portai. Visti la
madonnuzza, più bella di lo sole, le mani ci vasai, e magari viveri, e poi ne scinno fora, non viste lo scalone, cascai fritto in terra come un vero passolone. Ma una bella carusa, che mano mi pigliavo, mi feci una risata, poi l'occhio mi scacciavo, mi disse picciotello, su si che mangiamo, ma di quando era bella l'occhio mi si innamorarono. Ci disse signorina, io vi ringrazio assai, la bella come a voi non hai visto mai, stasera sta cascata mi porta un fortuna, se mi volete bene si tira me pagiona. Mi visto con la festa, se state in canagnuni e ogni minuto mi davano masoni, mi disse sciato mio, mi stai in una casa, se ti piace un poco sogno di Villa Rosa. La festa è bonroso se come un importante, viva con la comanda e tutto l'aiutante, le vigili urbani sono troppo precisi, viva lo comandante e le stellette catemisi, viva Barroso. E questa era proprio la festa di Buon Riposo. Eccola com'è nata. Io qui ho un altro brano molto bello che un giorno abbiamo, sempre qui su Bella, abbiamo dedicato un'intera puntata a questo paese e sto parlando di Capizzi. Capizzi. E forse è stata proprio una puntata, forse prima che... La prima puntata che abbiamo fatto, noi abbiamo cantato questa canzone. E abbiamo parlato proprio del paese di Capizzi. No. Sì, si parla perché questo paese, Capizzi, Cicero, Leonforte, sì. Abbiamo parlato. Sì. Abbiamo parlato di tutte queste canzoni. Allora, Capizzi Paesi, questo è un altro brano che ha avuto anche questo tantissimo successo. Vabbè, sono tutti brani di successo perché diciamo anche che comunque dopo l'uscita di Non te ne andare amore mio, Stornelli e Linfortisi, Carcerato Innocenti, più di 1 milione di copie sono state vendute. Neri, ascoltami, noi prima di uscire il disco, il 45 o il CD, noi già avevamo 1000 CD venduti prima che usciva. Perciò... ancora prima, certo, quindi stiamo parlando di numeri importanti. E poi da qui in poi, dopo i brani di cui abbiamo parlato, sono usciti all'incirca 500 canzoni, di cui 320 sono nostre, sono musica vostre. E parole nostre, che noi ci abbiamo fatto questo bellissimo regalo a questo grande maestro. E infatti proprio lui è l'erede. Parlando di Capizzi, com'è nata la canzone dedicata proprio al paese di Capizzi? Capizzi Paesi, che adesso andremo ad ascoltare. Paesi Beddo. È nato così perché, come ti dicevo, noi la prima cosa facciamo, ma qua siccome le persone con i cavalli se ne andavano in campagna, una contrada chiamata Cannetta. E noi facciamo questa canzone e si andiamo una cannetta a mangiare, perciò femmine schette, femmine maritate, poi si facevano ziti, è nata questa canzone. Paesi Beddo. Ascoltiamola. Paesi di Capizzi, Capisto santo bello ne ce no pazzi, sto santo bello e Sant'Antonino, che tutte pare ci ma su le mani, ci fanno la festa, la gente ci ne vanno a tempesta, ma ci ne vanno assai a gente, per dire sto santo troppo bello, Sant'Antonino,
nessuno dice quanto sono belle, lallero, lalla. Si fa sta grande festa alla cannella e c'è questo e mangia con la soppetta, lallero, lalla. Ma di scusando tutte su devoti, picciotti, signorine e maritati, lallero, lalla. Sta festa di sto santo la fanno troppo bella e la fanno alla puntata della cannetta. C'è con rusti e con mancia e con vino e con grida forte forte, viva Sant'Antonino, siamo tutti devoti. Ancora c'è il meglio, il sindaco che dirige questo paese, che è un simpaticone, un pezzo di pane, la giunta comunale, i vigili urbani, sono tutti bravi, che si conoscono umani, ogni tanto fanno un po' di pensione e ci vuole. Un caloroso abbraccio da Pino Villa, Filippo Zinna e il grande maestro Gino Finocchiaro, che con la sua fisarmonica fa ballare magari i pezzi. Ciao a tutti, ciao! Questo è un bellissimo arrivi, ricordo. tu arrivi, Questo è un vero? No, io sto ascoltando perché quando lui adesso saluta, che dice ciao da Pino Villa, Ciao da Filippo Zinna. da Filippo Zinna, e poi saluta anche il maestro Finocchiaro e poi dice ciao ciao, questa è una frase che ricorderà, cioè si rimarrà a vita questo suo saluto in questa canzone. È certo. un saluto bello, un saluto importante, come se l'avessimo qui, no? Che sta salutando tutti quanti, sempre come presente proprio a noi. come Andrea diceva Sì. prima, rimarrà sempre. Sempre Questo- nel nostro cuore, sì. Sempre, quando tu senti queste cose, è lì quando rimane, no? È come se fosse questa salutando tutti noi. Facciamo ancora un applauso proprio per Pino Villa, grandissimo. Belle idee avevate, bellissime, complimenti. Io qui ho un altro brano che porta come titolo Lu Giovani Salumeri. Lu Giuvini. Io sono imbranata a parlare in siciliano. No, Siciliana. sei imbranata. Sì, perché non sono proprio siciliana ingaccata. Guarda che nessuno sa parlare siciliano, È nemmeno io. difficile, è difficile. Quindi Lu Giuvini Salumeri, anche perché raccontiamo, stiamo parlando, quando voi scrivevate tutte storie vere. Lo sai perché? Poi dopo ce ne saranno altre altrettanto carine. Io voglio capire, questo Giovani Salumeri. Giovani Salumeri. Dove nasce? Ora ci sono i supermercati, no? Certo, prima c'erano i micceri. C'erano i miccieri. Allora sta micciera noi andavamo a fare un panino, a fare Il gelato, quello il gelato, convenzionale. Io mi ricordo no. perché anche io quando ancora ero Allora- piccola c'era a Miccera. Allora c'era un grande amico nostro che lavorava là a fare, si lamentava, tagliava la mortadella. Affettava, mortadella. Ma che c'hai? Niente, sto principale, non ha poco, ora mi andai a giri, io lo scinecchioi. Io così mi è venuto spontaneo. Sì, ma guarda, ti dà poco. Ma che fai? Ha soffiato con sua moglie, guarda che davo lo stipendio. Davvero? Te lo giuro. Ed è andata così? Te lo giuro così. È nata così, io sono curiosa, la voglio ascoltare, fatevi ascoltare, anzi ascoltiamo tutti quanti Lu Giuvini Salumeri. Lu Giuvini Salumeri. Che anno era questo, si ricorda? Giuvini Ma Salumeri. come vai a fare questo principale? 86. È un anno che ci vai appresso. Mi dice che me lo aumentare, ma mi pare che fare c'è me canti. Ora c'è la canto. Io sogno un biacato di una salumeria e quello me travaglio principale sarre via, però sono troppo picca le soldi canituna, non posso più accattare manco un vale pantalona. Principale postio sapi, si travaglio sì o no, se non cresce un mensile lunedì non vengo più. Principale postio sapi, si travaglio sì o no, se non cresce un mensile lunedì non vengo più. Ma pare che è tempo perso, ora ci ricordo moglie, mi che posso fare, va. Travaglio tutto il giorno facendo bandareri, e si travaglio
sì o sapi, se travaglio sì o no. Se non cresci come insieme, lunedì non meglio più. Principale mo sì o sapi, se travaglio sì o no. Se non cresci come insieme, lunedì non meglio più. Signore miei, ora i cose buone da Bassano. Non come ma faceva sempre molto non da mai grande. Ora che stai a tubo. Ora ci va giocando con tutti i sentimenti e sogno troppo stretto a servire i clienti. C'è sempre affollamento, villane simpatia e la moglie in cassa e il marito sta via. Principale non si lo sapi, se travaglio sì o no. Se non cresci come insieme, lunedì non meglio più. Principale non si lo sapi, se travaglio sì o no. Se non cresci come insieme, lunedì non meglio più. Signore me, qui è un principale vinto, a tappare da così, da cui è fissa e resta a sua casa. Principale non si lo sapi, se travaglio sì o no. Se non cresci come insieme, lunedì non meglio più. Hai visto? Adesso sì, poi tutto si è risolto, altrimenti non vengo più, mi raccomando. Certo, no, poi ce l'ho aumentata. L'ho capito, alla fine c'è riuscita, ho ottenuto quello che volevo. Esatto. È vero, ragazzi, queste sono storie, in realtà, cantastorie veramente potevate essere all'epoca, tanta storia musicale da raccontare. E veramente qua ci vorrebbero 20.000 puntate avanti che raccontiamo tutte Poi cose. la facciamo un'altra parte. Poi le facciamo. Poi ti racconto una cosa, ascolta, non ce l'ho scritta. La prossima, no, non sveli niente, la prossima. Allora, no, una sola cosa. Una volta noi eravamo da un paese, Sì. e ti dico dove, Rusuttano, provincia di Palermo. Di Palermo, sì. Autostrada non ce n'era. Noi abbiamo terminato di lavorare la sera, 2 giorni prima di Natale, cioè alle 4:30 fa buio. In inverno, sì. Acqua maledetta, acqua. Dovevamo andare a Petrolia Sottana, alle Mena. Dopo qualche 4 chilometri si è rotta la macchina e siamo rimasti in mezzo all'acqua, in mezzo al fiume. Addirittura. Sì, mezzo al fiume. Sepinovilla siamo Pessi. siamo Consumati, siamo pessi. Comunque, abbiamo delle discussioni, delle lacrime, di bestemmie, di cose, perché io non bestemmio mai, sai? Questa macchina indietro ci andava, avanti no. Funzionava al contrario la macchina. Siamo ricchi, dici come? Siamo ricchi. Comunque abbiamo fatto 100 manovre per girare quella macchina. Di 4 chilometri di Rosottano fino alle Mena ci siamo fatti a marcia indietro. Con il buio e l'acqua. E come avete miracolati? A marcia indietro. Queste sono le avventure che avete E non è passato. finita qua. Siamo arrivati poi noi alle Mena, c'era un meccanico. Ci abbiamo fatto il fatto, siamo messi sotto la macchina, ha sbloccato il freno a mano che sai, e siamo andati a Petrolia Sottana. L'indomani c'era il mercato, siamo messi in quella macchina noi a Pinovilla, ci siamo addormentati un pochettino, erano le 7 di mattina. Vi hanno fatto smontare, vi hanno fatto andare. No, ti faccio ridere, sono venuti gli amici nostri per fare il mercato. Noi eravamo dentro la macchina, non possiamo uscire. Come? La neve arrivava alle sportelle. E come avete fatto? Tutti gli amici nostri con la para, con A sparvi la strada. Belle avventure queste, belle. Dobbiamo raccontarle prima o poi tutte. Dobbiamo fare una cosa. Dobbiamo salutare la mia nonna che ci sta guardando. Signora, ci mando un bacio se è d'accordo. Nonna Rosa che ci sta guardando, è venuto mio papà qui e mi ha detto: Mary, a nonna ha salutato, è contenta, si sta arricriando. Quindi nonna Rosa ti voglio bene. Mua. Bellissima signora. Siamo contenti. Buona serata e buon ascolto. Nonnina, sono contenta che ti piace. Ce ne saranno tante altre, del resto la musica se tua siciliana. nonna ci piace ci regala un CD. Lei ama la musica siciliana, mi canta le canzoni. Niente, nonna Rosa sì, sta sempre qua. Continuiamo a parlare di musica. C'è un altro brano, Alluscia Alluscia. Questo brano, Alluscia Alluscia, in che senso? Cos'è? In che senso? Tu non ti ricordi? Una volta noi giovanottini, ragazzi, scendevamo a Catania. Piedi, sempre con la postale.
No, di Catania. Così. Catania E c'erano quelle che allustravano le scarpe. Lui ci dava all'uscia in questo senso? 10 lire, ma allustrava le scarpe, no? Ci dava con le scarpe sporche. Con la spazza, 10 lire. E questo è all'uscia? All'uscia. Ascoltiamo. Sì, andiamo, sono molto curiosa di sentirla. L'ho vista sempre nei film. Sogno contente che mi dici sì tu, da quando presto sogno maritato, che sento tanta gente a lume cori, che presto mariuzze e ne motieri, che sogno pazzamente innamorato, e l'hai davanti l'occhio ogni minuto. Luscia, non lo vedi che sogno zitto, mi sto misi marito e poi finisce dallo sta. Luscia, non lo vedi che sogno zitto, mi sto misi marito e poi finisce dallo sta. O Mariuzza bella dove cori, pensando a pieno un bozzo e giù campari. La notte io mi abbraccio sul cuscino, non vedo l'ora che ne mare stiamo. Mi gira e mi forrio un dallo letto, davanti l'occhio c'hai un luto aperto. Luscia, non lo vedi che sogno zitto, mi sto misi marito e poi finisce dallo sta. Luscia, non lo vedi che sogno zitto, mi sto misi marito e poi finisce dallo sta. Presto voglio iri, ci dico che mi voglio maritare, con Mariuzza bella come cori, e non basone rosso c'hai a stare, la prima notte che è le moglieri. Luscia, non lo vedi che sogno zitto, mi sto misi marito e poi finisce dallo sta. Luscia, non lo vedi che sogno zitto, mi sto misi marito e poi finisce dallo sta. Luscia, non lo vedi che sogno zitto, mi sto misi marito e poi finisce dallo sta. Alluscia, ecco com'è nata. Allora, stavamo parlando con il signor Zinna. Adesso, dopo il prossimo brano, prenderemo 2 telefonate massimo per chi vuole ricordare Pino Villa o per chi, insomma, avrebbe il piacere poi per un'altra puntata di richiedere un suo brano o qualcosa. Dopo prenderemo solo 2 telefonate dopo il prossimo brano al nostro numero 095 87 39 658. Quindi chi è amante della musica siciliana, chi vuole ricordare Pino Villa, chi magari vuole fare una richiesta che magari la prossima volta metteremo, lo potrà fare, ma subito dopo, diciamo così, dopo il prossimo brano, perché c'è un altro brano tra tutti quanti che poi, insomma, scrivere, avete scritto appunto, come ho detto prima, 350 brani, sono 320, scusa. Abbiamo fatto 500, 500, avevo fatto 500 e 320, avevo fatto 350. 320 sono un quantitativo importante. Abbiamo fatto di tutto. Avete scritto di tutto e di più, quindi la prendiamo adesso? Vediamo. Dico, andare a scrivere tutti questi brani, a ricordarli, a suonarli tutti in una puntata è impossibile. No, poi ne facciamo un'altra. Rispondiamo. Ciao, quando vieni? No, non si può. No, dopo. Allora, io magari fatela filtrate, ok? Stavamo parlando di questo brano, A Baronessa di Carina. Allora, la Baronessa di Carini non è nostra, però noi l'abbiamo elaborata, riproposta, ok. Perché l'hanno fatta in tanti, questa Baronessa di Carini. Noi abbiamo fatto, diciamo, una boema della Baronessa di Carini. Vediamo se ci piace, penso che mi piace. Prima prendiamo una telefonata e dopo la sentiamo. Va bene, vediamo. Pronto? Pronto, buonasera, sono Mimmo Caramella da Gira. Mimmo da Gira, buonasera Mimmo. Buonasera Mimmo. Buonasera Don Filippo, complimenti per la trasmissione. Grazie. Siete contenti? Bellissime come sempre. Siete contenti di questa puntata dedicata a Pino Villa?
bellissima per davvero. Bene, siamo Un contenti. saluto anche a Giuseppe Cacceraro. Va bene, Grazie. Senti Mimmo, noi stiamo passando diciamo un po' di canzoni perché il nostro repertorio è enorme e cioè non possiamo passarle tutte, Poi la prossima vabbè, volta certo. ne passeremo altre, ci saranno tantissime altre puntate che faremo insieme. Grazie Certo, per averci certo. chiamato. Vabbè, Mimmo. ciao Ok, Mimmo. una buona serata. Saluti E a tutti quelli che complimenti per la ascoltano. Ciao, trasmissione. ciao. Grazie. Ciao. Lo vediamo dalla reazione, dal pubblico. Appena abbiamo detto di chiamare, già arrivano Subito. le chiamate ed è una soddisfazione questa per vedere quanti amanti di musica siciliana ci sono. Anzi, qualora insomma avete delle richieste di Pino Villa anche durante il giorno, voi segnatele, fatecele pervenire che poi noi nelle prossime puntate man mano ci organizziamo e parleremo di ogni singolo brano proprio Queste come stiamo canzoni le facendo potete far stasera. ascoltare con Vero Fuselli, Certo, il Certo. pomeriggio dalle 15, dalle 13 alle Alle 15 15. con Vera Fuselli e Saro Napoli. Pronto? Ciao Meli, Ciao Nuccio. devi scusare per l'altro giorno. Niente Nuccio, non ti preoccupare, fai il bravo tu. Ora sei venuto in E diretta poi portare alla radio. e ti porto. Vabbè, sei contento della puntata Mi Nuccio? porta poi alla radio. Va bene Nuccio. Però basta, Ciao. stasera non chiamare. Volevo non chi- ascoltare la canzone di Pino Villa. Ora te la facciamo ascoltare. Vediamo quale vuole. Vediamo se Ciao lui- Meli, ciao. Lui chiama anche nel La programma. prossima quando è? Cosa? La Domani, prossima- la la prossima, prossima. adesso poi ci organizziamo. La prossima puntata. vabbè, ciao. Va bene? Ciao, Nuccio. ciao. Ciao. Va bene. Allora, facciamo ascoltare a Baronessa di Carina, Sonny, che abbiamo detto è stata riproposta. Noi l'hanno fatto tante questa canzone, noi l'abbiamo fatta a modo nostro. A modo nostro. Vediamo. Ascoltiamolo, dai. Ascoltiamo. Ascoltiamo. E poi l'abbiamo vendute tutte le nostre canzoni. Non ci sono state una canzone. Che ha Basta. avuto successo. Chianci Palermo e Chianci Siracusa, a Carini c'è lutto ogni casa, attorno al castello di Carini ci passa e spazio Pedro Cavaleri, Luvernagallo di sangue gentili, che la gioventù lo ruteni, amori
Lissa Picarini. Bellissima, bellissima, un ritmo diverso rispetto a tutti i brani che abbiamo ascoltato fino adesso. Questa l'abbiamo fatta a modo nostro. Molto modo bella, nostro. molto molto bella, io sono rimasta incantata, questa non l'avevo sentita, è la prima volta che la sento e sono rimasta incantata, complimenti, complimenti. Quanti Grazie. anni sono passati da questa? Ma questa la Barista di Carella l'abbiamo fatta, mi sembra, al 79. Nel 79, quindi insomma ancora fa emozionare tutti quanti, fa emozionare tutti quanti e sono sicura che chiunque in questo momento sta ascoltando E poi è abbiamo emozionato. fatto tante, ti cito una canzone, abbiamo fatto una canzone per i giovani, per voi giovani. Qual è? Vediamo se tu lo sai. Non lo so, io ne ho talmente tanti brani che Una non mi sola ricordo. canzone per i giovani, la Zitella. Ah, Zitella, è certo che la so, Zitella, voglia Però che la so. questa qua, la Zitella, è fatta in tante Versioni. calabresi, Sì. piemontesi, sardegnola. Noi in siciliano l'abbiamo fatto. E ci mancava, ci voleva anche in siciliano, Noi ovviamente. abbiamo venduto- La prossima volta la facciamo ascoltare. Non lo questa. so quanti Quanti copie di brani abbiamo venduto. Immagino, no, perché questa piace tantissimo. E ce n'è un'altra che piace tantissimo, che è La figlia da Putiara. La figlia da Putiara. Questo brano piace tanto, è allegro, cioè io mi diverto anche quando la sento, devo essere sincera. Sì, ma È tu, divertente. ascolta Mary, tu hai sentito quella di... Aspetta, come si chiama quel cantante, la figlia da Putiara? È un'altra... No, ma io ho sentito anche quella di Pino Villa, ho Pino capito di Villa. quale stai parlando. Sì. Angelo Ostino, se Angelo non sbaglio. Ostino. No. Sì, sì, quella è bellissima quella, là è bellissima. Quella, Però la sono nostra diverse, è un'altra. è un'altra. La facciamo ascoltare. Questa Sì, come sì. nasce? Come C'era la nasce? figlia di qualche proprietario di putie? Esatto, una ragazza, figlia da Putiara, bella, bella. Perché per me, guarda, donne brutte non ce n'è. Le donne sono tutte belle. Per è me vero. siete tutte belle, belle, le è donne, vero, ogni tutte. donna ha una sua particolarità. Perché ognuno c'ha... E allora questa era bella, questa ragazza. Pino, guarda, ce la facciamo una canzone per questa ragazza. E abbiamo fatto perché era questa della Putia. Dopo abbiamo fatto noi altri Ugione Salomere. Ok, questo poi lo ascolteremo la Questa prossima era una volta. commessa bella, abbiamo fatto questa. La figlia, Pino Villa si è innamorato di questa ragazza. Della figlia della Putiara. Putiara. E abbiamo fatto questa canzone. Io sogno l'immottesi e mi lavando tutti i paesi, io sogno contento. Sto paesetto bello, a tutti fan cantare, cucina ci uno vuole lasciare.
la figlia da Putiara. La figlia da Putiara. Diciamo che è nato così, no? Il grande artista che è Pino Villa, che diciamo che lui ha preso questo nome dal grande amore che lui aveva da Claudio Villa, perché lui imitava troppo proprio al 100% a Claudio Villa. Sì. È nato questo grandissimo artista, una leggenda, lo possiamo dire, della musica siciliana, ed oggi è proprio tutto nelle mani, la melodia, la scelta lasciata tutta proprio ad Andrea, Filippo, insomma, come chiamarti si voglia, questo amore. Tuo nonno cosa ne pensava di questo amore che tu hai, perché in questo caso sei qui proprio per il nonno, no? Sì. Di questo amore che tu hai per la musica, cosa pensava lui, cosa diceva, insomma? Lui mi chiedeva sempre come andassero i miei studi, come andavano i miei concerti. Comunque era sempre interessato, ogni volta che ci vedevamo mi chiedeva sempre, non c'era una volta in cui non mi chiedeva. Chiaramente spinto dalla sua stessa passione, no? Diciamo che comunque lui era sempre molto timido, l'avete descritto benissimo prima voi. Anche con la famiglia? Anche con sì. Soprattutto con la famiglia. Era più riservato ancora? Parecchio. Ma lui ti raccontava dei suoi viaggi, delle sue avventure? Ogni tanto sì mi chiedeva, ma sempre con un filo di timidezza, perché diciamo che forse è tipico degli artisti avere questo lato molto timido, magari diciamo il suo mondo in realtà era la musica, sì, dove riusciva ad esprimersi senza freni, no? senza alcun limite, mentre nella vita magari era molto più riservato, molto più schivo. Ma lui si metteva mai vicino a te, magari ti diceva vieni qua, suoniamo e cantiamo insieme? No. Non l'ha mai fatto? No, proprio per la sua, secondo me proprio per la sua timidezza. Quindi non sei mai riuscito a metterti là e a dire cantiamo, nonno, voglio cantare, nemmeno da piccolo? Nemmeno da piccolo. O non ti ricordi? Nessun video? Probabilmente non mi ricordo, che io ne abbia memoria, no. Ma tu adesso cosa perché insomma hai un qualcosa di molto bello nelle tue mani. Cosa vuoi tu adesso dalla vita? Cosa vorresti? Per te. Per te, cosa vorresti? Adesso parliamo di te, oltre che di tuo nonno che lo stiamo descrivendo, siamo qui proprio per ricordarlo. Ma tu, insomma, se tuo nonno ha deciso insieme al signor Zinna di lasciare tutto questo a te, c'è un motivo, no? Credo che perché sanno chi sei, sanno cosa vuoi. Sì. E noi vogliamo sapere sì. Chi è Andrea, cosa vuole Andrea? Ma sicuramente la felicità. Essere felice è la prima cosa, a prescindere dal lavoro, dai soldi. Si parla sempre di questa, si fa sempre retorica su questi discorsi, ma è ovvio che essere felice è la base della vita. Cosa sono? Chi sono? Sono un insegnante di pianoforte, sono un insegnante di musica. Lo stavo dicendo anch'io. Sono insegnante di pianoforte e diciamo che ho dedicato questi miei primi 30 anni di vita alla musica. Spero di poterlo continuare a fare fra altri 30 perché no altri anche 60. Tu amante della musica, abbiamo capito, a 360. Sì, è nel nostro DNA, non ci possiamo fare niente, è una condanna quasi. È quasi una condanna. C'è suo padre che sa cantare, però non vuole cantare mai. Mio padre ha una voce molto simile a quella del mio nonno. Però aveva altre passioni. Timidezza, però vedi, aveva altre passioni, giocava a calcio, era molto bravo a calcio. Sempre di artisti si parla. Ha preferito la strada dello sport. Sempre di artisti si parla, assolutamente. In questo caso. Va bene, ritornerai anche tu con noi perché purtroppo siamo quasi al termine, quindi per la prossima volta ci facciamo un'altra bella chiacchierata. Va bene. Perché adesso dobbiamo passare un altro brano e poi dopo ci salutiamo con l'ultimo, che è anche questo abbastanza strano, e stiamo parlando di A Benzinara. A Benzinara. Che cioè, sai com'è nata? Vuoi sapere com'è nata la Benzinara? Certo. Tu vuoi sapere tanti. E tutto vogliamo sapere, siamo qui, dobbiamo capire, dobbiamo conoscere, allora, no? Quando noi abbiamo fatto questa canzone a Benzinara, nel rifornimento di benzina erano solo gli uomini. Certo, ma anche oggi è difficile trovare. Ma ce ne sono donne oggi. Invece una volta non ce n'erano donne. C'era questa bella ragazza in un rifornimento di benzina. Noi giovani con Pino Villa, che vuoi? E a figlia da Putiara, e a Benzinara. E allora ci guardavamo in faccia con Pino, guarda che bella questa ragazza, c'ha tutte le sue forme, a pezzo giusto, a punto giusto, perché non ci facciamo una canzone? Ed è nata è nata a Benzinara. Noi tutte le mattine andavamo là a fare benzina. Per la Benzinara. A Benzinara. Andiamo.
vaglia cusso pace da carosia come la benzina dici che bella c'è sempre a fullamento quando c'è ira ma io mi giro se io ti stavo via sta carosina mi piace troppo assai ora mi la marito e la remonta sti guai ci sto facicala culturia ci dici sempre non vuole mia Vitti mi vidi sempre caso a spazio pensa che mi scapriccio e poi la lasso sto faccio punto sto feci troppo male se io mi dica ida mi metto a travagliare stasera mi la porto tuo mare e su testi facciamo l'amore non ci la mano più a travagliare e ci levo lo spazio a tutti i vari sta carosina innamorata mia ora me la marito e tu non l'ho via sta carosina innamorata mia ora me la marito e tu non l'ho via sta carosina innamorata mia ora me la marito e tu non l'ho via Anche a A Pinzinara. Pinzinara. Mamma mia, ma quante avventure avete passato insieme? 53 anni di avventure. 53 anni di avventure e noi qua vi abbiamo raccontato un millesimo di tutto quello che è successo, perché purtroppo per questa nostra prima puntata, la definiamo la prima puntata dedicata a Pino Villa questa, Facciamo poi una prossima Facciamo puntata. poi una prossima. Purtroppo per questa prima puntata siamo arrivati al termine, quindi abbiamo l'ultimo brano da passare. Però prima di dire a chi è dedicato l'ultimo brano e di annunciare l'ultimo brano, abbiamo qualcuno da salutare. Io nome non ne faccio perché poi io Ovviamente voglio chi se ne salutare sta a male. tutti quelli che ascoltano Bella TV, Radio Bella, tutti i fans della Bonanna di Pino Villa, tutti i nostri fans, tutti i fans del grande maestro, perché Andrea è un grande maestro che ora insegna. Grazie mille, Sai che grazie insegna. mille, grazie mille. Perciò sei stato contento, abbiamo fatto questa puntata per tuo Andrea, nonno. tu pure Assolutamente, se vuoi sono qui fare per questo. salutino, certo, Sono poteva qui per questo. esserci persona migliori di te per rappresentare nonno, quindi era il minimo. Vuoi Allora, salutare tu qualcuno pure, Vuoi Andrea? salutare qualcuno? Tutti i fan di mio nonno. Tutti i fan di mio nonno. e direi che ci Salutiamo a tuo padre. Tua Sì, madre. sicuramente stanno guardando il programma, sono a casa, mio padre e mia madre Ciao sono... Giuseppe, ciao Akita. Ti mandiamo un grande saluto sperando che siano contenti anche loro. Bene, noi vogliamo salutare tutti quelli di Centurpi, perché Pino Villa è Sì. di Centurpi, e passiamo l'ultimo brano che Soffro Pittia, che lo proprio- dedichiamo proprio Hai a tutti i fans, però particolare a Centurpi. Perché è dedicato proprio al paese di Cinturipe. Io vi ricordo comunque tutti i pomeriggi l'appuntamento su Bella con Bella Sicilia dalle ore 13 alle ore 15 insieme a Vera Fuselli e Saro Napoli, al quale noi mandiamo un bacio. Quindi tutti i pomeriggi la musica siciliana, le canzoni di Pino Villa ovviamente le potete richiedere, perché sapete che queste 2 ore su Bella sono dedicate alla musica siciliana.
Io mi sono divertita, signor Zinna, sono molto contenta che siamo stati E insieme. io sono contento e felice che tutti sono piaciuti questo programma. Tantissimo, è stata una bellissima puntata, l'inizio sicuramente di tante altre da trascorrere insieme. Viva la musica siciliana e viva Pino Villa, e ricordiamo anche che purtroppo la carriera, diciamo, artistica si è andata a concludere proprio nel 2004, scusate, No, nel 2014 con I Fimini Cofungiu e Quando è bello Cesarò, che poi nelle prossime puntate faremo la facciamo ascoltare. Auguriamo una buona serata a tutti. Un bacio a tutti, ciao a tutti, buonanotte. Buonasera a tutti. Ciao, noi andiamo a concludere proprio con il brano dedicato a Cesarò, abbiamo detto, a Centuripe, che è Soffro più. Se ne puzza ma se duci, Centuripe vita mia, a moccioni siamo zitti e sta cosa mi si gira. Sia più bella no paesi, ma veleni si ne vasi, quando ne esci dalla strada si la rosa profumata. I sono zuccherato, sogno pazzo innamorato, io volessi come passassi solo io. Ma non posso più aspettare, io ti voglio ben mogliere, caluciata vita mia, sei solo tu. Senta mia, povera mia, si Centuripe sa bella, come mi piace a mia. Nell'estate con l'amici tu passeggi a Corradino, mentre io soffro d'amore ti volessi a mio vicino. Mentre tanti giovanotti che ti fanno a pianoforti, che ti dicono ti amo.